Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King. Tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083, perché da noi la tua pubblicità funziona.
mangiamo, a come vuole Dio, a come vuole Dio, brigliano tutti e siamo stanchi già. Un sacco non credo di uno, si sape come non è creata così. Passa e qui invece con è andata a amare la famiglia, ma come si fa? A come vuole Dio, a come vuole Dio, ma quando non c'è solo troppo oscurità, caccia a pensare Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. Buonasera, buonasera, ed eccoci qui in quest'altra puntata, questa puntata che sarà la puntata per quanto riguarda questo prefestivo, sarà per il momento la puntata conclusiva, poi noi ci rivedremo a gennaio per le altre puntate e niente, ringrazio tutte le persone che fino a questa puntata ci hanno seguito, tutti i messaggi che mi sono arrivati di complimenti per questa trasmissione, io sono onorato di tutto questo. Ringrazio tutti gli ospiti che in queste puntate mi hanno fatto compagnia, perché il progetto è partito da marzo dell'anno scorso, che abbiamo fatto 2 puntate speciali per i 25 anni e poi ha continuato con delle puntate con altri ospiti che io ringrazio, che sono, oltre ad essere ospiti, sono amici carissimi, amici che fanno parte del mio cuore. Ci doveva essere in queste puntate una persona che mi doveva fare compagnia, però il tutto mi ha fatto anche bene, perché ho avuto l'esperienza per la prima volta di presentare un programma direttamente io e diciamo che non me la sono cavata male, però con lui doveva essere tutta un'altra cosa, però stasera in questa puntata è stato con me perché ci ho detto senti, almeno in questa puntata, perché poi riprende a gennaio, devi essere qui con me. E con voi signori Tony Barbera. Buonasera a tutti, buonasera, buona visione intanto, diciamo. Allora, Finalmente sei arrivato, dovevi essere con me, però io te l'avevo detto, purtroppo ho avuto dei problemi, abbiamo parlato, però ti ho promesso che per questa puntata ero qua. L'importante è che questi problemi si sono risolti, tutti ok, tutto a posto. La cosa più importante è questa qua. Io so che c'è anche qualcosa che bolle in pentola per te, dopo tantissimo tempo ti stai decidendo a fare... guardalo, a lunga ti chiama 150 volte, quindi giustamente dobbiamo guardare le telecamere. Niente, so che c'è anche qualcosa che bolle in pentola per quanto riguarda te, dillo tu, l'anno nuovo. Hai fatto tutto tu, io non ho fatto niente. Allora, Tony Barbera con molta probabilità tornerà l'anno prossimo con un brano che praticamente sarà un brano che lui ha fatto negli anni 90, un brano che a me piace tanto, lo rimoderneremo per quanto riguarda i tempi che sono attuali, modificheremo un pochettino il testo perché quello è un brano degli anni 90, adesso siamo nel 2021, però il brano c'è, un brano bello e faremo una nuova versione. Io sono nelle tue mani, quindi sta a te. E sei in mani buone, sei tranquillo, sei in ottime mani, sei in ottime mani. Allora, eccoci qua regia, buonasera regia, come andiamo? Tutto a posto regia? Diamo il numero, io ho sempre questo tutù che mi fa compagnia, però lascialo stare, ormai è un compagno di viaggio questo tutù. Allora, diamo il numero in sovraimpressione per le telefonate, 375 53 33 420, adesso non sento più nulla. Adesso di nuovo c'è, prima non c'era completamente, quindi per chi volesse telefonare, per chi vorrebbe telefonare appunto possiamo accettare le telefonate in diretta, sì abbiamo il numero in sovraimpressione. Allora io direi, se non ci sono telefonate, credo che non ce n'è per il momento perché siamo appena partiti, di iniziare con il brano con cui io apro le serate e aprirò anche la serata. Vi ricordo che domenica ci sarà un pranzo spettacolo al ristorante Antico Borgo di Contrada Scalilli a Paternò, dove appunto ci sarò io come special guest, ci sarà l'amico Angelo Gemellaro, l'amico Angelo Sciurello, Benny, Fabio Revis, Tony Barbera che presenterà la serata, insomma saremo praticamente tutti lì per questa serata e poi la chiusura della serata la farà il mio grande amico Corrado, che abbiamo fatto un video domenica che abbiamo mandato nei social. Allora, partiamo subito col primo brano, il mio gruppo è alle spalle, dimmi, volevi dirmi qualcosa? Lo presentiamo insieme questo ragazzo? Certo, presentiamo il brano. Innamorate. Angelo.
No, io, Marco Fabiani, inizio io. Allora, ci siamo ragazzi? Vai, innamorato. L'emozione al mattino fra uno squillo improvviso e con l'attore caffè. Già si parla al telefono, dammi mezz'ora e poi sono da te. I vestiti un armadio che diventa complice di una follia. Quando si innamorata da pare comunque si ferma a te. Tutto sembra fantastico, tutto è possibile. Niente difficoltà, tu ti senti invincibile. E innamorato sanno già, poco amore non si può fermare. Se con l'amore può passare, corre con mano fulmine. L'amore è lo stesso, è sempre uguale, non vogliono, se si sintomi è un dottore, non ti sa curare, non ti sa una soluzione per curare, che l'ansietà non può passare, questo male è solo un male d'amore. Quando sei innamorato non ti ferma pioggia con un temporale, pure freddo una sera un coppo di motorino, abbracciati di cuore riscaldano l'anima. Quando sei innamorato ti senti infrangibile, e innamorato sanno già come non si può fermare. Se con l'amore può passare, corre con mano fulmine. L'amore è stesso, è sempre uguale, un ragazzo, una ragazza, stessi sintomi è un dottore, non ti sa curare, non ti sa una soluzione per curare, che l'ansietà non può passare, questo male è solo un male d'amore. Innamorate, si sentono, si chiamano, innamorate, si abbracciano, si assegnano, innamorate, bravissimo. Ed era innamorato, Un brano, un bellissimo brano. Ogni tanto me lo giro in un altro modo, capisci? Mi piace cantarli in un altro modo. Allora, ma Sempre. prova, sì, adesso risento di nuovo. E allora abbiamo fatto questo primo brano che è il brano con cui io apro le mie serate.
E d'altronde è la verità. Quando una persona è innamorata non guarda più nessuno ostacolo. Quante volte da ragazzino, quando uno deve andare dalla ragazza, a trovare la ragazza, col motorino spida il freddo, spida la pioggia, che cosa va? Perché tu che mandi la risata, tu con la ragazza, col motorino non ci... Oh, come? Ti venivano a prendere in macchina? A lui lo venivano a prendere in macchina. No, io invece per andare da là col motorino ci andavo, col freddo. Io ci andavo con la bicicletta. Tu ci andavi con la bicicletta. Francesco, tu quando dovevi andare col motorino mai ci sei andato col freddo? Mai Maurizio, tu mai col motorino? Accompagnato dalla mamma ci andavo. Ah, lui veniva. Salutiamo l'altro amico mio che è arrivato. Allora, io direi adesso di fare un altro brano e poi presentare il primo ospite, perché così noi facciamo 2 brani, un ospite, 2 brani, un ospite, 2 brani, un ospite. Io voglio regia. Tutto ok? Siccome mi guardavi? Tutto a posto? Se gli devi dire qualche cosa diglielo adesso, no? Io voglio ringraziare tutto lo staff di Azzurra TV, SEA TV, che veramente sono stati e si sono prestati veramente molto. La tua famiglia? Sì, è stata. Questa è la mia famiglia, perché quando io farò qualcosa in televisione, se la devo fare la faccio sempre qua. Quindi sono delle persone molto professionali. Ringrazio Salvo, tutto lo staff della SEA, ringrazio il mio amico collega Stefano Rio e saluto il figlio Anthony che stasera è qui con noi, e questo mi fa molto ma molto piacere. E diciamo che mi sono sentito a casa in queste puntate, abbiamo fatto veramente un bel lavoro, perché quando poi arrivano le telefonate della gente, i messaggi della gente per fare i complimenti del programma, lì è la prova del 9, vuol dire che la cosa lì funziona. Quindi non parlare più, comincia a cantare. Ah, ok. Ora lo dice, non parlare più, così cuttia. Tutte le altre puntate che sono stato da solo, se non parlavo, il tempo non passava. Allora, io voglio fare un brano che voglio dedicare a un grandissimo amico mio, che veramente è una persona che fa parte del mio cuore. A lui piace questo brano. Stasera non era in scaletta, però siccome noi questo brano l'abbiamo già impostato, faccio una strofa e un ritornello di questo brano per il mio carissimo amico Diego Sciurello, dedicato a te, Diego. Vai, un attimo, io prendo il testo. Stai tranquillo, non aver paura, continuate a fare figli di niente. Ero lì quasi per arrivare, paraviso ma poi all'improvviso, non suonare ma che stai in attesa, girassero tutte quante a casa, quante cose che mi sto facendo, non potevo proprio immaginare che ci fa lui nel mio letto con te, come hanno frato che arrivo con me. O sai che morte sanno tutte cose, e che stanotte non vi faccio fa morire. Non ti maledico e tu lo sai perché la creatura è pure figlia a me. Ma con che coraggio la tua felicità mi dicevi amore non ci pensare. Quella strada, quella sera, quella curva, tutti innamorati non capivo niente, tutti innamorati come fosse niente. Io della mia moto senza più controllo, e mi hai rimpiazzato subito, tu che credevo frate a me, ma non ti rompe mai. Ma che fai, ti prego non strillare, non ti sto facendo mica male, faccio quello che tu non sai fare. Tu sei viva e non lo puoi capire, sbatte i porte studio tutte luci, alzo il letto con tutta questa forza, butto via quella stupida foto che lo giorno quando ti sposai. Non ti maledico e tu lo sai perché la creatura è pure figlia a me. Ma con che coraggio la tua felicità mi dicevi amore non ci pensare. Quella
avevo bevuto non capivo niente, tutti in un tratto come fosse niente, io nella mia moto senza più controllo. Eri piazzato subito, perché credevo bravo a me, ma non te rompe mai, non te rompe mai. Ti piace questo brano? Un attimo, scusate. Ma a te questo brano ti piace? Ma non lo sento. Ti piace? Tantissimo. Vedi che sei Complimenti smemorato. perché? Nell'incisione di questo brano hai parlato, l'hai fatto tu. Purtroppo con l'età si perde anche la memoria. 2011. Certo, il parlato l'hai fatto tu, perché praticamente il brano di cosa parla? Praticamente tu e lei siete a casa, tranquillo, adesso lo prende tutto ok. Su questo c'è la regia. La telefonata? Pronto? Aspetta. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Aspetta, questo è il maestro. Sono Salvo, mi riconosci? Il maestro, Salvo Lovecchio. Salvo Lovecchio, grandissimo Salvo Lovecchio. Maestro, Come va? Tutto bene, mancano solo soldi, poi è tutto a posto. Tony. Mi raccomando, una bellissima canzone, come sai fare tu? Marco è qui per questo, per fare il suo mestiere. Io faccio il mio, lui fa il suo. Ok? Salvo, Oh, dimmi. stasera è qui con me che gli faccio ricordare i bei tempi e gli ho fatto una bella sorpresa che nemmeno lui sa. Seguiti tutta la puntata. Va bene? Tranquillo. Va Ok, bene. una buona Non ti serata. spaventare però, Salvo, l'importante Ciao è che ti maestro, ciao. Ciao, maestro, ciao. Ciao. Salvo Lovecchio è un maestro veramente. suonava con Si me, deve guarda. dire, si deve dire. Non è che allora suonava con te, quindi quando Salvo Lovecchio prendeva la tastiera in mano cosa c'era? Era piccolo, ma è piccolo anche, è piccolo. Ok, perciò ti stavo dicendo in questo brano ci hai parlato tu e della ragazza, perché la storia di questo brano, praticamente io in questo brano sono un fantasma che vedo praticamente la mia compagna che mi tradisce con il mio migliore amico, capisci? Perché io credo praticamente che è vero che i morti sanno tutto, giusto? Quindi ho scritto questa storia e che è molto piaciuta e Diego Sciurello è un ammiratore di questa Ci canzone. vedi che non me lo ricordavo questo. Sei venuto in sala, deve andare. Sono rimbambito. Allora, io direi un'altra telefonata. Pronto? Pronto? La sei music. Pronto? Pronto, c'è Stefano Rio? Con chi parlo? Sono Melo io, Stefano Rio. Sono zio Melo. Zio Melo, buonasera. Sì. Ciao Stefano. Stefano è qua, lo possiamo anche chiamare, non ci io sono sono problemi. di papà di Stampa di Francesco. Sì, zio Melo. Saluto anche a Roberto. Ok. Grazie zio Melo, Tone grazie. Barbera. Grazie. Tone Barbera. Sì, grazie zio Melo, grazie. Marco Fabiani. Buonasera, zio Melo, programma io a me mi saluta all'ultimo, comunque a posto. non è un problema, tutto ok. Allora, Saluto a Marco Fabiani, il primo. grazie zio Melo. Poi i suoi figli. Ok. Batterista e tasserista. Zio Melo, però è giusto che stasera lei Fabiani. arriva in Mi ritardo, ascolta? non mi. Sì. Mi ascolti? Zio Melo deve ascoltare dal televisore, non dal telefono. No, scusa, dal telefono, non dal televisore. Va bene, il televisore deve abbassare il volume. Sì, dimmi una cosa. Fabiani, Sì, eccomi. Sicuramente devi dire a Barbera che mi deve fare un pezzo. Storia di una lacrima. Storia di una lacrima. E che qua qual è? T'hanno lasciato solo in tasta casa. Ma non ci abbiamo niente, come la faccio? Come si improvvisa? Non c'ho neanche la base io, zio Melo di questo.
Questo è un brano che lo facevo con Gettina, Chetti lo vecchio. Questo sì, l'ho cantato in sala discografica, però non ho la base, non c'ho niente. Mi è rimasta soltanto la base di ricovero proprio. Zio Melo, poi nelle prossime puntate. Ora facciamo qualcosa, poi all'ultimo, all'improvvisiamo. Zio Melo, si veda tutta la puntata che ci sarà una sorpresa di Roberto per voi stasera, di Tony Barbera. Va bene? Va bene? Ok. Ok. Allora, buonasera. Lo Zio Melo è affezionato tutte le puntate. Mi meraviglio perché di solito mi cerca canzoni che io ancora non ero nato. Praticamente, quindi a lui piace il classico. Allora, io voglio presentare adesso il primo ospite. È inutile che dicono, qui sono tutti amici miei, qui sono tutte persone che mi stanno a cuore, sono persone a cui io voglio bene, e stasera stravolgo un po' la scaletta, perché di solito quando si fanno dei programmi, delle serate, tu lo sai che vieni dal vecchio stampo. Di solito chi ha inciso qualche CD viene sempre dopo, quelli che non hanno inciso vengono prima, ma siccome qui siamo in famiglia, stasera quello che ha fatto telefonata. Pronto? In famiglia. Pronto? Puoi parlare con Marco? Buonasera, con chi parlo? Sono la mamma di Fabio Revis. Signore, zia Maria. Buonasera. Ciao, come va? Tutto a posto, zia Maria, tutto ok? Bene, finalmente ho preso la linea perché non la prendo mai. E allora zia Maria, un attimo preciso perché era il primo ospite, così saluto a tutti. Un attimo, con così Marco, sì. Sì, così lo presentiamo davanti a lei che è la madre. Il primo ospite, Fabio Revis. Vai. Buonasera. Vieni qua, eccolo qua, mettiti qua. Allora, c'è tua mamma al telefono, la vuoi salutare? Buonasera mamma. Ciao mamma. Allora, ciao Fabio. Fabio, saluti a tutti. Qui ricambiano tutti. Zia Maria, adesso si ascolta due. Zia Maria, una parola voglio dire io, se posso. Vai. Ho detto Fabio di preparare la pasta, perché fra un'ora vuole mangiare. Sì. Allora, intanto ci fa ascoltare due bei brani che la mamma sicuramente sa, che sono due bellissime sicuramente canzoni. li avrà scritti Marco Fabiani. Sì, questo senza dubbio. E poi voglio una canzone di Marco, una bella canzone perché ce l'ho tutti belli. Tranquilla signora, tranquilla, dopo le facciamo. Da lui, da me, di mio marito. Ok, dopo ne facciamo una dedicata a lei e suo marito. Domenica ci vediamo. Ok, domenica saremo insieme. L'aspettiamo. Va bene? Ciao, Marco, buonasera signora. Buonasera. Buonasera. Regia, adesso deve cantare, blocchiamo le telefonate. Allora, Fabio. E allora? Dove? Di qua? Ok, a posto, non facciamo davanti alle telecamere che diamo le spalle o di nuovo quel tutù, di nuovo. Allora, Fabio, cosa ci fai ascoltare stasera? Buon compleanno e per te. Allora. Fabio ha inciso un nuovo brano. È già pronto, video e tutto, di cui ha partecipato anche Tony Barbera in questo videoclip che domani sarà già in uscita su YouTube, già domani sarà domani pronto. Lo posso vedere questo? Tutto, sì, già si può vedere benissimo. Così praticamente le prossime puntate Fabio presenterà anche il brano nuovo che sta per uscire, che già in una puntata tu l'hai fatto qua questo brano. Abbiamo fatto un accenno. Ok, sì, senza dubbio. Stasera mi fai ascoltare per te e buon compleanno. Tu pensi che io l'ho battezzato semplicemente il cantante dell'amore, perché canta tutte canzoni d'amore, e nella prima puntata, quando è arrivato e praticamente ha fatto una dedica particolare in una canzone, perché è una canzone che è una storia vera, ci sono state delle persone che veramente hanno apprezzato molto quel pensiero di esporre l'amore
in quella maniera così. Uno deve portare avanti. Ed è una cosa, specialmente Sai, alle volte in amore c'è anche la timidezza, quindi come si potrebbe parlare di presenza, come si può descrivere con un brano. Tu lo fai cantando, la stessa cosa, non cambia niente. stasera Mi sembra una esprimi con questi due brani. Vai Fabio Remix. Stasera tutta emozionata sei, tanti fiori arrivano e tu piangi, forte l'emozione rosso quel tuo viso, un vestito appeso sta aspettando, e che innamorata mentre guarda te, pare che mi scoppia un piccolo cuore, sono emozionata, forse anche te, mamma mia che schianto, sei bellissima, auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una donna piani e tutta rossa, e mentre una canzone, che canta storie tutte e tue, a quando t'ho conosciuto, un ballo lento insieme a te, gli applausi degli amici, quando ti amo non ci stanno le parole se io potessi spiegare, tu sei più di un amore, siamo solo bene, cammina con me, auguri amore, amore mio, così per me ho saputo, puoi spiegare che sto bene è qualcosa di unico, mentre intorno che la gente parla già, fuori cielo si fa rosso e blu, un rumore con una luce annuncerà, che sto fuoco è per festeggiare, tutto è pronto per il nostro video che la gente è curiosa guardare, come passo tempo si sto insieme a te, Dio come soffretto che ti mani sono, auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una donna piani e tutta rossa, e mentre una canzone, che canta storie tutte e tue, a quando t'ho conosciuto, un ballo lento insieme a te, gli applausi degli amici,
prossimo brano lo vorrei dedicare alla signora Angela. C'è stato... Sì. Qua io ero dietro le quinte e perché io l'avevo capito che la base non è di un brano tuo. Ho detto cosa sta... tranne sta facendo un cover. Una cover. Regia, ci siamo? Non ci siamo. Allora, Fabio, il prossimo brano è per te. Per te. Lo dedico alla signora Angela. Perfetto. Guarda che facciamo. Questo io mi metto qua, ti ascolto qua. Va bene? Vai. Se dicessi quello che facessi per avere con me, sfida sociale quando è malattia, senza avere paura, e stessa mezza me la lampa e tu mettessi solo a forza che sta amore, no, non esagero. Se dicessi che per tempo andasse me la chiude e così, e che sto per finire in paradiso per poter parlare, se ma Gesù come fa consigliare, e così è giusto per te conquistare, perché con te mi immagino una storia davvero unica. Con te io facessi queste cose e ancora tant'altro di più. Facesse quei sentimenti per te, ma appiccicasse qua ragione con te, mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta perché foto niente, grande amore mio che notte non mi fa dormire. Vorrei chiamare tutte le sonne per me, con il tuo sorriso da bambina un po' viziata, come che sto staio mi piace di per te, facesse quei sentimenti per te, ma appiccicasse qua ragione. Con te mi conto tutte le attime e tutte le parole, ogni momento che sto con te diventa ripetibile, campana in mezzo a tanta confusione, se provi stesse cose come a me, se questo amore è pure infatuazione, io non ragiono più con te, facesse quei sentimenti per te, ma appiccicasse qua ragione con te, mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta perché foto niente, grande amore mio che notte non mi fa dormire, mi vorrei chiamare tutte le sonne per me, con il tuo sorriso da bambina un po' viziata, come che sto staio mi piace di per te, facesse quei sentimenti per te, ma appiccicasse qua ragione così per me. Sì, così per me, sia luce, sia sole, sia stella, e tutta questa faccia con te,
eccoci qua. Allora, Grazie. tu lo sai che quando Tony, quando è uscito questo brano di Fabio, tu lo sai quanti cantanti ci sono stati che mi hanno chiamato per questa canzone? Perché non me l'hai data a me? Perché non me l'hai data a me? Questa è stata una canzone veramente perché io l'ho ascoltata dietro le molto quinte, bella, un bel brano. è stata arrangiata E molto anche bene. musicalmente è fatto bene, sì. Questa domenica la fai, credo, no? Certo, come? Certo. Questa non può mancare mai. Ok, Fabio, noi ci vediamo un attimo che concediamo il nostro ospite, noi ci vediamo alla chiusura per fare i saluti. Io ringrazio te, ringrazio tutto lo staff e alla prossima. Va bene? Ok, cambiamoci. Vabbè. Io devo stare sempre a sinistra. Sempre a sinistra. Io sono di sinistra e sto a sinistra. Fare una domandina così. Dimmi, c'è telefonata. Pronto? Telefonata? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Noemi, la cognata di Francesco. Volevo salutare a tutti. Salutiamo la signora Noemi. Tuo cognato? Sì. Ah, sì. Signora, buonasera, un saluto anche a lei. Volevo che mettevate una canzone a piacere. Va bene, ok. Adesso... Dedicata per me e la famiglia. Ok, va bene. La prossima canzone la dedichiamo a lei e alla sua splendida famiglia. Va bene? Grazie. Ok, grazie a lei di aver telefonato. Allora, Marco, Ok, buonasera. ti voglio dire una cosa, io ho sentito parlare tanto di questi social, tutte queste cose, tu che cosa ne pensi di tutte queste cose? Oggi i social è la macchina di tutto, bisogna vedere come si usano. Io li ho sempre usati a livello artistico, io i social li uso. Telefonata, pronto? Pronto? Pronto, con chi parlo? Buonasera. Sono Maurizio Manuli. Maurizio Manuli, buonasera. Pronto? Pronto, io la Senti? sento. Sì, la sento. Buonasera. Buonasera. Avevo parlato da te. Io non lo sento bene però. Mi senti? Sì, adesso sì. Vorrebbe... Stefano Arrivo, Giuseppe Macchiesi, Sì? Giovanni Macchiesi e Francesco Manuli. È un brano che mi dedica. Ok, va bene. Questo poi è dello staff. Va bene, ok, perfetto. Buonasera. A Stefano Arrivo. Va bene, Stefano è qui, lo saluta. Allora, regia, ci sono altre telefonate? Ok. Ti stavo dicendo appunto i social io li ho sempre usati a livello artistico, cioè pubblico le mie canzoni, le novità, le canzoni che scrivo e cose varie. Poi c'è chi li usa anche in un altro modo, c'è chi secondo me li usa male, per non parlare di TikTok, però anch'io sono su TikTok perché oggi purtroppo ci dobbiamo adattare. Una volta in questa stanza si uscivano le cassette, si mettevano qui le cassette, veniva il venditore, si caricava le cassette, tu lo sai, e lo sa anche Stefano, adesso non si usa più fare il CD, la cassetta buonanima è morta molto ma molto tempo prima. Addirittura però la controversia che è ritornato il vinile, ci sono dei cantanti che stanno facendo di nuovo il vinile, il disco, ma è per i collezionisti. Ormai il nuovo autoradio, il nuovo Walkman si chiama telefonino, c'è tutto al telefonino e quindi ci dobbiamo adattare su questo sistema qui. Allora io adesso volevo dedicare una canzone che faccio sempre nelle mie serate, e questa canzone io la volevo dedicare a zio Melo, la volevo dedicare soprattutto alla zia Maria con lo zio Orazio, che ha telefonato, la zia Maria, la mamma di Fabio, e poi la volevo dedicare alla signora Noemi con tutta la sua famiglia e anche a suo marito, una canzone d'amore, una canzone di innamorati che è molto bella. Non è mia questa canzone, ma io la faccio sempre perché mi piace da impazzire. Per voi, finalmente. Vai! Ora fumessi capelli, oggi sempre con un cuscio, e carezze che sti in mano, oggi sempre immaginato,
quando notte in sonno mi veniva accarezzare, esce da ogni mattina una smania di passare. Finalmente da separarci senta me che io, ma non soffro più l'amore e gelosia. Fino a ieri è stato solo una pazzia, ma stasera non è solo una verità. Finalmente mi è passata gioia che io, e a suore c'è sanata malattia. Mo dico che sei tutta vita mia e non ti lascio per l'eternità. Finalmente mi va stata gioia mia, e a suo cuore c'è sanata malattia. Mo dico che sei tutta vita mia e non ti lascio per l'eternità. Ed era finalmente, questo è un brano, aspetta un attimo, adesso me la tolgo, ok, adesso un po' di più ho dovuto mettere l'altro perché non sentivo nulla, però il bello della diretta, dai. Allora, abbiamo fatto questo brano che mi piace, questo è un brano che mi piace, veramente molto bello, un brano che ha portato a successo, questo è il nostro conterraneo Carmelo Zappulla, però la penna è del grande imperatore della canzone napoletana che è Nino D'Angelo. Nino, tu sei d'angeliano come me, quindi allora adesso dobbiamo dare l'unico stacchetto della puntata, perché poi l'altro stacchetto sarà alla fine, però 10 minuti, ok, perché poi dobbiamo dare la regia, giustamente mi fa cenno, dobbiamo dare spazio agli sponsor, alle pubblicità, che è giusto, però siccome stasera abbiamo degli ospiti, poi abbiamo una sorpresa con Tony Barbera, insomma per entrare nei tempi eventualmente vediamo se possiamo fare qualche stacchetto in meno. Allora, vediamo l'orario, regia, io chiamerei il prossimo ospite e poi mandare la pubblicità, che ne pensi? Allora, adesso vorrei chiamare un altro amico, un altro artista che in questa trasmissione è stato di casa e ti posso dire che anche qui ho avuto tantissimi complimenti per quanto riguarda questo ragazzo che canta veramente bene, e questo mi ha fatto un grande piacere, perché penso che lui sarà uno che un domani vuole fare qualcosa di inedito, penso che si affiderà anche lui alla mia penna, come si sono affidati tanti e tanti, e tu me lo dicevi all'epoca, 25 anni fa tu me lo dicevi. Allora, vi voglio presentare il mio... Allora ho azzeccato giusto. È azzeccato. Ogni tanto ne faccio uno, ogni tanto ne prendo uno. Hai azzeccato veramente bene. Allora, ho giocato 3 numeri prima di venire qua, neanche uno. Ma non azzecchi mai con i numeri tu? Se mi sono le vicine mano perché ti stanno attaccando. Ah, ho capito. Allora, adesso voglio presentare il mio carissimo amico Angelo Gemellaro. C'è un applauso. Buonasera. Ciao Angelo. Buonasera. Come stai Angelo? Tutto bene. Tutto a posto? Quando ci vediamo va sempre bene. In questa trasmissione sei stato di casa e sei veramente molto piaciuto a tutte le persone che ti hanno
ascoltato, ho visto che hai pubblicato un sacco di volte su TikTok. Questa è una cosa molto bella ed è una cosa, posso dire una cosa, questo lo posso dire, che questa è stata la prima televisione che ti sei fatto, no? Sì, Oppure... mi hai battezzato tu televisivamente. Questo ospite qua, quello che viene dopo, possiamo dire che in televisione li ho battezzati io. A Tony Barbera, dopo 25 anni in televisione, l'ho riportato io. Lo posso dire questo? Io già... Questo lo posso dire. Stavo ascoltando magari questo. Questa è una cosa molto bella. Allora, cosa mi fai ascoltare stasera? Vacorapà di Gianni Vezzosi. E poi È Desiderio di Mauro Nardi. Questo è bello. Bello. Tutti e due dei bei brani. Molto difficili, ma tu ci riesci. Non ci sono problemi. Ok? A voi Angelo Gemellaro, vai. Mai scordare me, ma c'era sto pensiero e sai perché voglio che stanotte insieme a te, ma se non sei felice come voi e se non giorno tu come puoi scordare, ci potremmo lasciare, va, non pensare stasera sto qua, solamente a soffrire, cuore che va. Si sta amore tu all'improvviso, l'hai fatto volare, cuore che va. Sto capendo perché cuore mio tu non pensi che a me. Va, cuore che va, io non tengo ricchezza canata, promesse da te, cuore che va. Tengo che solo un cuore malato, d'amore per te, cuore va. Solo tanto stima se sta bocca ma può sanare. Se con me tu riesci a calare, ma fai come per non me ne importa più, che stai facendo chiagne ma perché si bagna tutto perché sei l'occhio blu, ma dice non è che sta verità. Oggi sbagliato e voglio stare con te, tutta vita con te. Va, cuore che va, non pensarci stasera sto qua, solamente a soffrire, cuore che va. Si sta amore tu all'improvviso, l'hai fatto volare, cuore che va. Sto sapendo perché cuore mio, tu non pensi più a me. Promesse da te, cuore che va, tengo che solo un cuore malato, d'amore per te, cuore va, che solo tanto stima se sta bocca, ma buona Grazie, volevo ringraziare la produzione, la Sia Musica, volevo ringraziare Marco per avermi invitato e vorrei fare dei saluti alla mia famiglia, tutta quanta la mia famiglia, i miei amici, parenti, vicini, lontani. Andiamo con il prossimo brano, È Desiderio. Vorrei come regalo dalla vita
dormire a fianco a te sarebbe un sogno, accarezzare i tuoi capelli d'oro con mano me la cerve, chiamatura con me. Ma tu mi guardi e parli ma non senti, fai finta e non capi quello che dico. Vuoi vivere la vita indifferente per quello che ti dà, e io con maccia fa e desideri che non posso realizzare. Voglio morire insieme a te, voglio campare, sta bocca rossa non mi posso mai scordare, tu rimanga già fa. Tu sei un sogno, io voglio essere realtà, ma la mia risveglio a fianco a me niente c'è sta. Se tu mi giri capita mia, eccola qua, e tu e da poco pigliare. Dici parte forse non ritorno, poi mi saluto come fosse niente, con quel tuo accento tanto strano non sto capendo niente, forse merita Dio sto desiderio che non posso realizzare. Voglio morire insieme a te, voglio campare, sta bocca caroce non mi posso mai scordare, tu rimanga già fa. Tu sei un sogno, io voglio essere realtà, ma la mia risveglio a fianco a me niente c'è sta. Se tu mi piacere capita mia, eccola qua, e tu e da poco pigliare. Tu sei un sogno, io voglio essere realtà. Grazie, è desiderio. Mi hai fatto ricordare Zio Toni, tutti qua. Mi hai fatto ricordare sto accendendo. bei tempi, sai Grazie. perché? Perché era una fans di queste canzoni, sai chi? E di Mauro Nardi era una fans, la buonanima di mia madre. A mia madre piaceva tanto Mauro Nardi, mi ricordo che ascoltavamo queste canzoni in mano. Sì, a lei piaceva tanto Mauro Nardi e mi sono ricordato dei bei momenti, e questo è un pezzo difficile, e l'hai fatto bene veramente, ma d'altronde ci ho provato. no, e ci hai provato bene. Telefonata, pronto? Buongiorno, sono Sofì, buonasera. C'ho 5 anni. Hai 5 anni, tesoro. A posto. Voglio salutare a mio papà. Qua è tutto per te. Ciao amore mio papà, ciao. Ciao papà. Ciao amore mio, ti mando un bacio. Dov'è la telecamera? Sei bravissimo papà. Grazie amore, grazie. Questa è una cosa. Una grande emozione questa. È una grandissima emozione. Ciao papà, ti amo tanto. Anch'io vi amo a tutti e due vi amo. Ciao amori miei, ciao. Ciao. Ciao piccolina, ciao tesoro. Queste sono cose Mi ascoltano sempre. e Mi sopportano a casa. Mia moglie che mi segue. Ricordati che parte tutto da lì. Se uno non è profeta in patria, cosa vuol dire profeta in patria? Se uno non è prima amato e spinto dalla famiglia,
poi riesce difficile che sia amato e spinto dal pubblico, e questo è stato praticamente il mio miracolo, perché io dalla famiglia non ero né amato e nemmeno musicalmente parlando, perché altra telefonata e vabbè, la tieni se parliamo. Pronto? Stasera pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo salutare. Con chi parlo? Sì, sono il cugino di Angelo, lo volevo salutare, il mio cugino. Vai, ciao, vai, Angelo. ciao Angelo, ciao vita mia, ciao. Ringrazio il mio cugino con tutto il cuore. Mando un bacio a te e tutta la tua famiglia, che è la mia famiglia ovviamente. Ok. Grazie cugino, ti voglio bene. Anche io amore mio, ciao. Grazie, ciao. Ok. È una famiglia che ti segue, questo è importante. Allora, la famiglia sono i miei supporter, praticamente, cioè soprattutto mia moglie, mio padre. Cioè, mia moglie è qua. Se a chi non- vedi sempre con me? Mia moglie, mio padre. Ma anche la io, mia famiglia. anche io posso parlare. Mia moglie è stata sempre dietro, sempre e comunque sempre con me. Un'altra telefonata. La zia, Pronto? vediamo, la zia. Il nonno. No. Pronto, buonasera. Buonasera. Il compare. Sono il compare di Angelo. Ciao compare, vita mia, un bacio. Ciao. Ti un voglio bacio a tanto te. bene. Ciao. Ma le famiglie siete assai, no? Sono Fabio da Paternò, il compare di Angelo. Ciao, Buonasera, Cemile, ciao, buonasera. Ciao. Tutte varie che chiamano da una telefonina. Visto Angelo in televisione, fate bei brani e vi fa emozionare. Questa è una cosa Grazie. molto bella. Grazie. Allora, va bene Angelo, noi ci vediamo alla fine. No, questa è una cosa, se non c'è questo è finito, questa è una cosa molto bella. Ricordiamo l'appuntamento del pranzo. Ricordiamo l'appuntamento, poi lo diremo poi alla fine, Alla cose fine, varie. Mi raccomando, domenica 12 dicembre, pranzo spettacolo al ristorante Antico Borgo, Contrata Scalilli Paternò, dove ci saremo io, Angelo Gemellaro, Angelo Sciurello che subito dopo sarà con noi, Fabio Revis, il piccolo Benny, e poi in chiusura ho avuto il piacere di avere mio cugino, il grandissimo Corrado, che sarà con noi per chiudere la serata e ci delizierà con la sua voce veramente stupenda. Angelo, noi ci vediamo dopo per i saluti finali. Ok, ciao. Allora, adesso l'anima del commercio, non possiamo dire di no. Poi noi magari ci facciamo 2 minuti di chiacchierata, ma prima dobbiamo lanciare la pubblicità. Ok, Arop. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2 TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok.
Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Eccoci qua, vediamo un po'. Non sento in cuffia, regia. Lo so, ma io non sento. Aspetta un attimo. Non ci sono. Vediamo un po'. Non ci sono io qua. Completamente. Vediamo adesso. Adesso ci sono. Perfetto. Allora, ogni tanto qualcosa nella diretta fa qualche capriccio, le cuffie, le cose varie. Il bello della diretta. Però io purtroppo sono perfezionista, a me piace cantare. Ascolta, prima che inizi a cantare ti voglio fare una domanda. Sì, dimmi. Hai fatto più di 100 canzoni. Io? Sì. 100 canzoni in un mese? Più. Non sono 1300. Ho capito. Ce n'è una in particolare che ti ha colpito, ti ha lasciato qualcosa? Le canzoni sono tutte figlie mie. Poi ci sono i figli, come in tutte le famiglie, ci sono quei figli che hanno avuto più fortuna e quei figli che hanno avuto meno fortuna. Io lo dico sempre così. Ce ne sono tante canzoni belle che ho scritto, però sicuramente ce n'è una che se tornassi indietro nemmeno posso dire non la darei, perché io questa canzone in realtà l'ho incisa prima io, e sicuramente Però te pensi che io ho dato a Gianni Celeste nel 2007. Quella è una canzone veramente molto bella, è un'opera quella canzone, che ho inciso prima io nell'album L'odore del mare.
E poi praticamente Gianni ha ascoltato l'album, siccome con Gianni abbiamo avuto sempre, io e Gianni abbiamo fatto, tra canzoni che gli ho fatto io e canzoni che abbiamo fatto insieme saranno un 60-70 brani, sono tanti, e l'ha voluta cantare lui nell'album Without Off Limits, è diventato un pezzo conosciuto da tutte le parti. Regia, abbiamo qualche telefonata? Abbiamo qualcosa? No, per fortuna non abbiamo niente, anche perché il tempo è quello che è. Allora, io adesso volevo cantare un altro brano mio. Telefonata, pronto? Non sento nulla. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Fabiano, me la parte per la canzone non sono innamore di te per mia moglie, sono zio. Con chi parlo? Sono tuo zio sono. Ah, zio, come stai? Tutto a posto? Io bene. Ora la improvviso. Canta la canzone dedicata a mia moglie, innamore di te. Va bene, non ti preoccupare, ora la facciamo. La faccio col chitarrista, va bene. Ciao. Ciao. Ci siamo? Un accenno, così a mio zio. Quella la sai, no? Quella di Merola, no? Vediamo la tonalità, vediamo. La improvvisiamo perché questa non ce l'abbiamo noi con il gruppo. Zio, vediamo un po'. No, è un'altra tonalità. Allora, improvvisiamo questo brano col chitarrista, io non l'ho mai fatto, però in base a chi mi ha chiamato non posso dire di no, quindi vediamo un po'. Ci siamo? E basta, dobbiamo alzare. Non è questa la tonalità. Aspetta un attimo, vediamo un po'. Dammi l'effetto nella voce. Notate chiare, fermatemi nu. Io non riposo più. Com'è triste chi va bene come a me. Ma sono innamorato di te. E mai te lascio di che si dovrà partire. O meglio amico mio, faccio contarate ma perché? Ma che sì, ma che sono sincero, non posso volere bene. Sì, abbiamo improvvisato perché io queste canzoni non le faccio mai nel mio repertorio, io faccio di solito le mie canzoni, quindi abbiamo improvvisato per accontentarti. Poi ci sono persone che sicuramente questa canzone la fanno molto meglio perché non le faccio nel mio repertorio, capisci? Ho voluto accontentare, ma lo sai perché io non faccio il classico? Semplicemente per un motivo, che poi un attimo, stoppala. Praticamente il discorso è semplicemente uno, io qualche brano classico lo faccio, decidetelo voi, che secondo me è una delle più belle là. Poi sai perché? Perché il classico te lo ascoltano persone che quando ascoltano, chi sta a sentire Merola, ma che discorsi sono? Ma è normale che Merola rispetto a noi, quindi siccome so che si va sempre incontro a queste critiche, io gioco sul velluto, canto le mie e nessuno mi può criticare perché le ho scritte io. Però a mio zio non posso dire di no, anzi qualche volta se c'è l'occasione la imposto per bene e gliela faccio ascoltare per bene. Però zio, prima che finisce la puntata
ti faccio ascoltare Decidecelo voi, che quella è impostata e questa la dedico a te e a tua moglie. Telefonata, pronto? Marco, io sono, sempre io sono. Oh zio, Ti ringrazio. Anche una canzone tua, a piacere tuo, dedicata alla zia con tanto amore. Zio, ora, prima della fine della puntata, ti faccio Decidecelo voi, dedicata a te e alla zia. Grazie. Va bene? Grazie. Un bacione zio, ti voglio bene. Ciao zio. Buona serata. Ciao zio, ciao. Allora, il zio grande persona, veramente, grande. Allora, regia, abbiamo qualche telefonata, qualcosa? Stasera i telefoni stanno scoppiando completamente. Allora, questo senza ombra di dubbio. Vuol dire che cosa? Sì, lo so, seminiamo, è una vita che, vero Stefano? È una vita che seminiamo. Allora, di nuovo io non sento, però a posto. Allora facciamo così stasera, ok? A posto. Facciamo così stasera, ritorniamo alle vecchie situazioni. Allora, voglio fare adesso un brano, che per me è un brano molto bello, così dopo chiamiamo l'altro ospite. Questo è un brano che a me mi ha arrangiato il maestro Giuseppe Santorocito. È un brano che è molto piaciuto, tanto. Dimmi una cosa, adesso faccio una domanda a te, però rispondimi serio, perché tu hai sempre a fassa, giusto? A te nelle tue storie d'amore è mai capitato un momento di crisi? Una crisi nella canzone, quella che fai tu è crisi d'amore? No, quella crisi d'amore, no, io ti sto chiedendo. Sì, va bene. Io non sono mai stato innamorato, quindi non posso darti una risposta. Come non sei mai stato? L'unica volta che sono... L'unica volta... Allora, ascolta. No, parliamo serio. Il maestro no. Parliamo serio. Il maestro no. Parliamo serio. Allora, io sono ti ha risposto il maestro. Allora, sei stato innamorato nella tua vita? Allora, tu sei stato innamorato? Non me lo può. Aspetta. Io non c'è cosa innamorato della mia moglie, perché io non parlo a casa stasera. Allora. Ti spiego un po', no? Così la mettiamo seria, perché la canzone è seria, è giusto. Questa io l'ho scritta per tutte le persone che nelle storie d'amore, molte volte, specialmente le donne sia gli uomini, non sono io maschilista, scusami, molte volte quando non si vuole far finire una storia perché sembra male, ho bisogno di un momento di riflessione e non è vero niente, perché se si ama non c'è bisogno del momento di riflessione. Quindi per voi un momento è crisi, vai! Sto camminando tra le strade del mio cuore, ma non trovo via d'uscita. Ti sto chiamando e sto facendo risamane, chiama ma non mi risponde. Ricordo ancora quella sera, quelle frasi, senza manco mi guardare, piangendo mi dicevi: sono confusa forse in un momento di crisi, ma tranquillo passerà. Io come faccio a vivere così, senza tempo, senza niente, sto chiamando per morire. Mi trovo solo riendo a sti ricordi, che mi parli di amore, che non so trovando che io. Chissà se tu sei solo con me, tu stai dormendo, mancano con te. O forse mi hai inventato questa scusa perché stai pensando a te. Che un momento di crisi ci può stare, se non so può capitare, ma sotto settimana che vorrei restare solo 2 minuti per guardare quel dove che so. Lo sai che ti conosco e capirei se stiamo intendo, se sincero, se è solo un momento di riflessione. Oppure a vita e chi sa amore. Ecco fatto. Che fatica stasera, che fatica.
Allora, regia. Ma ok, regia. Ma non possiamo sistemare questo problema qua. A me viene proprio male a cantare così. Una cosa da fare, sai che cos'è? Compralo nuovo un altro. Ci pensi tu? Non ci sono problemi, cambiare. Ah, ho capito. Nella cambiare cosa c'è scritto? Sicuramente starà ascoltando Milena domani, anzi no, domani è rosso, giovedì di mattina vedi che sono con Roberto che mi compra l'air monitor nuovo. Però nelle cambiare c'è scritto pagherò. Ci viene che tu... Nelle cambiare c'è scritto pagherò. Ok, va bene, ok. Allora, scherziamo, è una cosa molto bella scherzare. Allora, chiamiamo l'ultimo ospite della serata, anche lui un carissimo amico mio, anche lui domenica sarà qui con... qua. Sarà domenica con noi al ristorante Antico Borgo di Paterrò. Lui è una persona che ci tengo tanto come Angelo Gemellario, cioè sono veramente, questi sono due ragazzi, Angelo Gemellario che c'è stato prima e adesso lui che sto chiamando adesso, che mi sono stati presentati da un amico in comune a Paterrò circa 3 anni fa. In 3 anni ne abbiamo fatte di cose, abbiamo fatto delle belle serate e posso dire una cosa, diceva la buonanima di mia madre, l'amico si vede nel momento del bisogno. Loro ci sono sempre stati, comunque vada, ci sono sempre stati e sono stati sempre presenti. Adesso voglio chiamare lui, Angelo Sciurello. Buonasera a tutti, buonasera Marco. Come stai? Diego che fa? Diego, spero che ci stai raccomandando. Lo saluto a Diego, gli do un bacione, tu pensa l'altra volta. Io voglio improvvisare, voglio salutare tutta la mia famiglia, fai. i miei nonni, i miei nipoti, Sofiuccia e Diego, mio figlioccio Francesco e il piccolo Gioele. A posto. Tony, pensa una cosa, sabato sono stato io a Paterrò con Diego, abbiamo parlato della serata di domenica e cose varie. Allora Diego ha saputo, tu lo sai, lo sa Francesco, sanno tutti, del mio amore inestimabile per il pistacchio. Mi ha portato un panettone al pistacchio, ma qualcosa di speciale. Immediatamente. Non mi aspettavo. No, quello no, tranquillamente, non ti preoccupare che ce ne sarà una fetta anche per te, perché poi alla sai fine che noi ci riuniremo o no? Allora, ti spiego, ti dico la situazione com'è. Allora, ai miei figli piace tutto, però quello che ha più preso da me a livello di mangiare e cose varie come golosone è il tastierista. Quello è praticamente Marco Fabiani. Ci piace magari... Praticamente gli ho telefonato, lui era al lavoro e ci ho detto: Peppe, sai, Diego, il papà di Angelo Sciurello, mi ha regalato la prima cosa, come se papà univa panettone a pistacchio. Subito, immediatamente l'abbiamo mangiato, una cosa veramente molto ma molto bella. Telefonata, pronto? Pronto? Hanno chiuso. Allora, Angelo, mi fai sapere cosa mi fai ascoltare stasera? Quasi per gioco e sia a metà. Bello. Sia a metà è quella di il maestro Corrado, sì. Mamma mia. 2 brani. Pronto? Come mai non sentiamo? Non è pronto. Ciao zio. Ciao amore. E per te la chiamata, vai. Sì. Ciao amore, un bacino. Ti voglio bene. Anch'io tanto. Dai un bacio a Dieguccio. Ciao zio. Ciao amore. Questo è il piccolo Diego. Diego Iuno. A posto, come no? Altro Diego Sciurello. Certo, la storia di Ciao Angelo, canta dai, un bacio. Grazie. Ok, buonasera. Allora, partiamo. Quasi per gioco e sia a metà. Angelo Sciurello, per voi. Dedicata per l'ansia Cinzia. Quasi per gioco sai, ci risveglia un sentimento vero che appartiene a te.
sera mia sapere che so credevo mai bastava solo una risata per me innamorare e mi fai pagare te e se cade c'è bisogno di te non posso perderti. Abbi qualcosa in più di quello che sei tu stanotte. Se vuoi posso aspettare ma non ti preoccupare e mo che chiagna che fa perché mi fai a così con te che impazzire te lo giuro e non ti lascio mai tu forse non lo sai quello che sei per me e resterai la storia vera non muore mai tu non sarai lontano mai quasi perciò che sai sei diventata proprio tua padrone che sta vita mia e tutto sigue per me e se cade c'è bisogno di te posso perderti. Dammi qualcosa in più di quello che sei tu stanotte se vuoi posso aspettare ma non ti preoccupare e mo che chiagna che fa poiché mi fai a così con te che impazzire te lo giuro e non ti lascio mai tu forse non lo sai quello che sei per me e resterai la storia vera che non muore mai tu non sarai lontano mai. Grazie. Ecco, passiamo al prossimo brano. Questa invece la dedico a tutti gli innamorati. Mi ricordo di aspettare che tu vivi emozionato e cura voglia di vedere una bambolina che capisce le sole e l'uccidere 15 anni mi sembravi già una donna e sto sorriso ci capizzavo cuore piccolo amore a giurava io mi sposa a te siamo da cuore mio la vita mia e i giorni miei e ci spartiamo il giorno di che in vano non ci sta cagando mai se che mi ha fatto non parlare si imparate poi sta insieme ma pure sta vicina siamo da una faccia mia non mi seguo che lo perché mi e se che femmina ma ne si più bella ma vent'anni come te non intocca non riesci a respirare il tuo unico amore ti amo di giorno che notte che eternamente sempre io morirò con te fra 100 anni
eppure in paradiso voglio te. Mi ricordo quando ci siamo sposati, vestiti bianchi erano giorni insieme a me. Non giuravo sempre a chiesa che niente, ma si m'hanno creato figli a noi. È stato sempre sorne luce tutte e due. Piccolo amore, ringraziati che tengo a te. Siamo nati con i miei, la vita mia e sorne mia. E se spartiamo il giorno di che in mano non si sta cagando. Se che mi ha fatto non parlava di si morate per stare insieme, ora sta vicino. Siamo dalla faccia mia, non va siamo quello con chi vive. E se che femminile va, lei si più bella, ma finta canna. Come dire un tono, riesci là, rica respirare il tuo unico amore. Ti amo di giorno, di notte, che eternamente sempre. Io morirò con te fra 100 anni, eppure in paradiso voglio te. Io voglio te. Io voglio te. Amo, io voglio sempre a te. Grazie. Marcuccio. Questa è una delle più belle canzoni di Corrado. Sai di chi è questa canzone tu? Sai chi è l'autore? L'autore di questa canzone è il grandissimo Gianni Luna. Questa canzone è di Gianni Luna e facciamo i complimenti perché io veramente... mi informo sempre delle canzoni per quanto riguarda l'autore, perché è giusto nominare anche chi ha scritto la canzone. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Pronto? Buonasera, sono Anna, volevo salutare mio cugino Mia Angelo. cugina Anna, un bacio di saluto cuginetta. Eccoci qua. Anche a te la famiglia Angelo, ti segue. sei un grande. Grazie. Continua grazie. così, ti vogliamo bene. Grazie, grazie, un bacio a tutti. Okay. Anche io credo Ciao, che Angelo, questa... un bacio da tutti noi, dalla Vi zia ringrazio a Cinzia, zia tutti, vi mando Alessandra, un da bacio a tutti tutti noi. quanti. Vi mando un bacio a tutti. Grazie veramente. Questa io credo che anche per te è la prima esperienza televisiva, giusto? A posto. Ci hai battezzato tu. Ho fatto un sacco di già il mio compare Angelo. di battesimi Ci hai battezzato tu. televisivi. Questa è una cosa bella, una cosa molto bella. Ok, Angelo, noi ci vediamo, 12. ricordalo tu. Giorno 12, Antico Borgo, 12 dicembre. Pranzo non deve mancare spettacolo. nessuno. No, non deve mancate, mancare l'ha detto Corrado nel video, No, vietato, non deve vietato mancare mancare, vietato mancare. Vi aspettiamo domenica, abbiamo telefonata stasera. Ma quando proprio... stasera? Mamma mia, pronto? 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 Sì? Con chi parlo? Pronto? Pronto? Io sono pronto. Sono zia Laura, ciao Angelo. Ciao zia, un bacio anche a te. Saluto a tutti quanti, un bacio. Grazie. Un bacio, sei bravo. Grazie, grazie zia, grazie. Prenditi i complimenti come ne hai presi Angelo, è Ma giusto. già me li sono presi. È giusto, è giusto, questa è una cosa molto bella. Io non mi fa ridere Tony Barbera. Io mi siedo e lui si siede. Io mi alzo e lui si alza. Io avevo di molli. Allora. Ok. Allora, Angelo, noi ci vediamo alla fine della puntata per i saluti. Mi ha fatto piacere che anche stasera sei stato qui Grazie con me. a te, grazie alla regia. Sia tu, sia il mio fratellone Fabio Revis, sia il mio fratellone
Angelo Gemellaro, ci vediamo dopo Grazie, alla Marcucci. fine della puntata. Grazie. Ok, grazie a te. Allora, cambiamoci. Allora, adesso viene la sorpresa. Un attimo che mi tolgo. Comunque, regia, ho capito il motivo. È un problema di trasmissione, di ricezione, perché ci sono dei momenti che io ce l'ho, ci sono dei momenti che io non ce l'ho. Sicuramente la presenza di troppi telefonini e cose varie, possibilmente è la presenza di Tony. Vabbè, ma tanto problema non ce n'è. Ha detto che giovedì mattina andiamo e ci pensa lui. Io uso le Shure, hanno un prezzo 750-800 euro, vanno bene. Allora. Io ho una sorpresa per te. Facevo comodo con la mosca vecchio sei. Senza dubbio. Allora, parliamo seri adesso. Ti ho preparato stasera una sorpresa. Pasqua, a me sembra che io sto l'ove Pasqua. No, non è periodo. E poi quando arriva Pasqua aspetto te per l'uovo di Pasqua, perché in quanto che sei più grande tu me lo devi regalare a me. Ci ho sempre tutti i regali. E non ne potevo, mi penso, ci vuole cosa regalo direttamente. Allora, se vuole aspettare a me, che su faccia aspettare come aspetta. Regia. Una passa, No, ti dico una cosa, io mi diverto e sono anche perché sta mettendo la voce del maestro, del più grande cantante siciliano di tutti i tempi, che io lo saluto e gli mando un bacione a Bricantoni. Gli mando un bacione. Allora, io ti ho fatto una sorpresa. Non potevo farti venire semplicemente come presentatore insieme a me della puntata. Stasera tu mi devi fare ricordare gli anni 90. Siccome io ho trovato qualcosa di bello su YouTube, no, tu mi devi fare ricordare quei tempi, perché per me quelli erano i migliori tempi musicali che ci sono stati. Quindi tu stasera mi devi far ascoltare il brano, indovina cosa ho preso? Da discoteca. Adesso ti presento io. Avevo 31 anni, ce n'hai 50. Ti presento io. Signore e signori, dopo un sacco di tempo che manca dalla televisione in veste di cantante, ho il piacere di presentarvi Tony Barbera con un brano del 1990, l'audio è quello originale, perché il brano è stato messo su YouTube proprio preso dalla cassetta, dal titolo Dinda discoteca dell'album Sorrisi d'estate. Ma io ma neanche le parole sono, non mi ricordo niente. Forse. Non ti preoccupare, vai, l'importante è che la gente ascolta questo brano. No, lo devi cantare tu. Vai, Tony Barbera, Dinda discoteca. Oggi ho passato proprio un altro sabato che stiamo andando noi in discoteca. Sembra una commedia così all'aria, tu metti sempre la felicità. Io t'ho detto non so ballare e tu insisti che mi comparare. Ma piglia un po' la mano lentamente, mi passa e poi non capisco più niente. E tu mi pigli la mano, mi porti a ballare, mi fai saltare. Sempre meglio che un'altra volta, quando tu mi passi io ballo più forte. Poi se tu mi accarezzi io tocco le stelle perché voglio a te. Sempre con te voglio stare, amore mio, per l'eternità. E tu mi pigli la mano, mi porti a ballare, mi fai saltare. Sempre meglio che un'altra volta, quando tu mi passi io ballo più forte. Io mangio che voto per amore, vicino a te saccio ballare pure. Ma che mi hai fatto tu, amore mio? Non capisco più niente proprio io. Tu sei per me una cosa eccezionale, e basta tu i sogni più carnale. Amore mio, andiamo a ballare, solo con te mi voglio io sfogare. E tu mi pigli la mano, mi porti a ballare, mi fai saltare. Sempre meglio che un'altra volta, quando tu mi passi io ballo più forte. Poi se tu mi accarezzi io tocco le stelle perché voglio a te.
sempre con te voglio sta amore mio per l'eternità. E tu mi pigli la mano, mi porti a ballare, mi fai esaltare. Sempre meglio c'è una volta quando tu mi passi io ballo più forte. Voglio se tu mi accarezzi, io tocco le stelle perché voglio te. Sempre con te voglio sta amore mio per l'eternità. Sempre meglio c'è una volta quando tu mi passi io ballo più forte. Voglio se tu mi accarezzi io tocco le stelle perché voglio te. Sempre con te voglio sta amore mio per l'eternità. Grazie. Io però non me l'aspettavo. Devi essere sincero, io ti vedo emozionato. No, assolutamente. No, se tu sei emozionato. Un pochettino perché non me l'aspettavo, perché è una cosa. Ormai io non guardo neanche YouTube, immagina, quindi neanche lo sapevo che esisteva. E tu fai male perché tu non guardi YouTube, non hai un profilo Facebook, non hai tutte queste cose. Fai male perché questi sono dei bei brani. Io stasera ho voluto fare, a me ogni tanto piace fare un passaggio di quello che si faceva una volta, perché la situazione è una, e questa penso che anche Stefano è d'accordo con me. Qui parliamo di periodi quando i napoletani venivano a incidere qui. Adesso se parli, adesso ci sono dei periodi che non so, qui magari a livello, ma quelli erano periodi dove i cantanti napoletani, molti venivano a farsi i dischi qua, perché qua c'erano dei mostri sacri che facevano musica in una certa maniera. Quindi appena io ho trovato questo discorso qui su YouTube e ti ho invitato per questa puntata. Queste canzoni a me me le ha arrangiate tutti salvo cantante. Stai parlando di un mostro. Un mostro sacro. Tu stai parlando di un mostro sacro. Un mostro sacro. Un mostro sacro, un maestro tanto di cappello a tutti gli effetti. Ti divertivi altri tempi, altre cose. Ed erano delle. E a me piace ricordare questi, fare dei passaggi di questi tempi belli, perché tempi sia tu sia Stefano avete iniziato molto ma molto prima di me. Tu quando hai iniziato? 84. 85. Tu quando pure? Io ho iniziato nel 95, quindi 11 anni dopo di voi, quindi già era un'altra generazione dopo. Quindi sotto la vabbè, questo lo facevo anch'io, facevamo le radio, adesso si pubblica tutto sul telefono. Fai tutto là. La nuova generazione, con tutto il rispetto, è arrivato con tutto già quella apparecchiato. te la devi sudare in tempi, altri tempi. Senza dubbio. Invece qua diviene più facile, capito? Senza dubbio. I nostri tempi erano diversi. Allora, io adesso voglio accontentare mio zio con un brano classico dedicato a mio zio Nino, alla sua splendida famiglia e alla moglie. Un brano che secondo me è una delle più belle canzoni napoletane che hanno mai scritto. Dici Tencil, Buie, dedicato a tutte le persone che ci ascoltano, a mio zio e alla moglie. Vai ragazzi! Dice che lascia compagna vostra, che ci perduto sogni a fantasia, pensa sempre è tutta vita mia. Io ci volessi dire ma non ci sa dire. A voglia bene, a voglia bene assai. Dice che del cielo che non mi scorda mai. È una passione che
tormenta l'anima e non mi fa campare. Tu cerco con malagna, te voglio ed era Dici del Gillo. Allora, siamo arrivati alla chiusura di questa splendida puntata. Tante telefonate, adesso voglio fare dei ringraziamenti a voi che mi avete seguito, pubblico tutte queste puntate. Mi raccomando, andate su YouTube per il nuovo singolo Un cuore al bivio. Noi ci vediamo l'anno nuovo con delle nuove puntate e questa volta ve lo assicuro io che Tony Barbera sarà con me tutte le puntate. Questo è un appuntamento che stai prendendo col pubblico davanti a me. Io non ho detto niente, hai fatto tutto tu. Ma non puoi dire di no. Ora non ti fare pregare però, no, giusto? Allora, è un appuntamento davanti al pubblico che stai dicendo praticamente con me. Appena inizieremo le nuove situazioni del programma, sempre qui su Azzurra TV. Ringrazio tutto lo staff di Azzurra TV, ringrazio tutto lo staff della SEA Musica e niente, praticamente voglio chiamare gli ospiti che stasera sono stati qui con me, che salutano insieme a me: Angelo Gemellaro, Angelo Sciurello e Fabio Revis. Vedete qui, vicino a me e vicino a Tony. Fabio, tu vicino a Tony, che insieme fate una bellissima coppia. Stale olio. Come stale olio. Allora, Fabio, voglio sapere un'impressione. Allora, dai il microfono. Fabio, cosa te ne è sembrato di questo programma, di queste puntate? No, non mi guardare a me, devi dire quello che pensi. Per me c'è qualcosa di particolare, perché oggi anche suonando con un gruppo è qualcosa di speciale, perché scusatemi, facciamoci poi qua, io voglio fare un applauso mai visto a questi ragazzi qua che sono stati con me. Due sono i miei figli, Giovanni Fichera, Peppe Fichera, Francesco Lovecchio e Maurizio Randazzo, che sono stati con me tutte queste puntate. Vi garantisco che fare un programma live con un gruppo tutte le settimane diventa un impegno abbastanza serio. Voglio fare un plauso al fonico Salvo, che in tutte queste puntate veramente non ci ha fatto mancare niente. Io vi rimando all'anno nuovo per le nuove puntate. Vi ringrazio di cuore che avete visto questo programma, io e voi. Voglio sentire anche l'impressione di Angelo. Che impressione hai avuto di questo programma? Per me è stato un piacere, un onore, e soprattutto, secondo me, tu con dietro questi quattro qua non ci sono neanche parole per descrivere. Io ti ringrazio. Angelo, tu? A parte che comunque sia, è stata comunque la mia prima esperienza sotto le telecamere, e credimi che quando mi esibisco il cuore batte boom boom boom. Io non so come tu fai così dal vivo, come ha detto già Angelo, quindi io ti faccio i miei complimenti, tutti i complimenti che si possono fare a una persona così, veramente molto bravo. Io ti ringrazio veramente di vero cuore.
come faccio? Sono i quasi 27 anni di esperienza e grazie, ma l'emozione c'è sempre, perché il giorno che l'emozione non c'è bisogna smettere, perché vuol dire che non si ha più niente. L'ultima parola la voglio dare a te e salutiamo il pubblico. Fatti avanti, vieni io qua. voglio ringraziare tutte queste persone che sono qua, al cameraman, a Stefano Rio che è un grandissimo amico mio, un collega. Come no? Stefano, vieni qua. Stefano, vieni qua. Mettiti qua, vicino a me. Vicino a noi, così. Vieni qua, Stefano. Ecco. Siamo Stefano, due persone grandi, vedi? Stefano Rio, qua, insieme a me. I tempi belli. Stasera ci siamo ricordati i tempi belli. Io veramente stasera sono con due persone. Normalmente ho sempre invitato dei ragazzi a cui ho dato delle canzoni a cui ho dato esperienza io, perché sono più grande, ho più esperienza, ma qui vicino a me ho due persone che hanno imparato a me qualcosa perché hanno più esperienza di me. La vecchia guardia veramente, che bisogna sempre rispettare e bisogna sempre essere umili. Io vi rimando alla prossima edizione del programma, all'anno prossimo. Ciao amici, è stato un piacere, ciao. un bacione, è stato un piacere. Ciao amici, ciao. E stanotte che triste che non può passare, io ti sento vicino ma tu non sei qua. Oramai i pensieri si fissano come un'abitudine. Un messaggio per dirmi è finito oramai, tra di noi non c'è più sintonia, lieta via. Ho provato ma ormai questo uomo si trova in un video. Si può pure parlare, si può, tutto si può aggiustare. Mentre tu pensi che so che viene più scuro e tu pensi che vedere che la luna che non lo so tra sogni in domani è più scuro e su cielo stanno una cosa. Mentre tu pensi pure creature cerco il suo papà e niente bugie sa fuori città, ma presto ritorna ma non è così che tu pensi. Quando provo a chiamarti che fredda che sei, due parole stendate, quando vuoi parlare la tua voce la sento distante da me, cerco solo un perché ma non ti trovo dov'è. Capite il merono dove penso, linda tutte promesse, cerco di mi vasi e carezze, oramai siamo quasi 2 anni di te, che non poche passione sta morendo a me che ti amo. Siamo come i binari di un treno, che camminano insieme vero. Non si incontrano mai. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi
pareti a 2,50 €, a Zolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo the King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo the King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarne, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo the King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo the King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo the King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.